È il giorno più brutto della mia vita. Avete presente quei giorni che non avreste mai immaginato di vivere o quelle situazioni che non avreste mai immaginato di provare e poi raccontare? Ecco, è proprio quel giorno là, cioè è assurdo. Prima di tutto vi prego, lasciate un mi piace proprio per compassione e per sostegno, perché tutto quello che vi andrò a raccontare ha dell'incredibile, poi capirete man mano. Lasciate un commento per farmi sapere cosa ne pensate onestamente di tutto quello che vi racconterò. E iscrivetevi al canale perché in questa giornata veramente ho bisogno di tutto il vostro affetto, di tutto il vostro sostegno, perché cioè veramente su quelle giornate che se tipo non partono, ma non partono in che senso? Non partono perché magari ti svegli un po' più tardi e quindi dici boh, è meglio che non sceng proprio, fosse stata meglio così. Allora, tutto parte da ieri, dove fondamentalmente ero abbastanza impegnato, però volevo registrare un contenuto per YouTube per farlo uscire oggi. E già ero abbastanza in ritardo e questa cosa mi dava un po' fastidio perché non volevo arrivare sotto sotto. Sono fatto così, proprio per portarvi una cosa fatta bene e registrarla in tempo. Mi scervello un po', capisco il tipo di contenuto che posso fare, ma mi rendo conto che appunto sono impegnato e quindi il contenuto che avrei dovuto registrare l'altro ieri a questo punto lo registro ieri. Perfetto. Stamattina vado a prendere Andrea Lombardo, che è l'unica nota positiva di questa giornata. Mi accoglie sempre con tutta la sua grinta, la sua carica, la sua energia mattutina che veramente avvolge. Una delle cose più belle che ti possa succedere la mattina, cioè incontrare Andrea, veramente bellissimo. Poi, dopo aver fatto l'intro, le solite cose nostre che facciamo appena ci vediamo in macchina, perché appunto il video era con Andrea, piccolo spoiler di quello che vedrete sabato a questo punto, andiamo a prendere il nostro ospite a sorpresa che Andrea non conosceva ancora. Il nostro ospite a sorpresa è Antonio, Mr. Sparta Praga. Cosa dovevamo andare a fare? Un video con lui, che non vi posso spoilerare per ovvi motivi, se no non voi vedete sabato, quindi attivate pure la campanellina, casomai non l'avete fatta ancora. Mentre sto per andare a prendere Antonio, polizia municipale in borghese, sopra la motocicletta, mi fa così con la paletta e ci accostiamo. Perfetto, ci va boh, sto a posto, cioè, niente fuori posto, c'ho tutto in regola, assicurazione, tenga patente, tassa di possesso appena pagata, la cintura di sicurezza che metto sempre, sto guidando comunque regolarmente bene, quindi vabbè, è un controllo normale. Però vedevo che a su controllo persisteva, andavano avanti nel tempo a scrivere e creativi una commedia dritta, o qualcosa non mi quadra. Andrea in due frattempo si prende la macchina a fianco a me che capiva e non capiva, giova che succede, e io lo tranquillizzavo perché appunto pensavo che fosse un controllo normale, cioè sai, di ordinaria amministrazione, è successo niente fuori posto che tenga fa. Dopo svariati minuti che comunque continuano a scrivere eccetera, mi chiamano, dicono scendi, ma tu lo sai perché sei stato fermato? Dico guardi no, cioè non l'ho ancora capito. Tutto andavo a pensare tranne che il telefono in mano. Ti sono fermato perché avevi il telefono in mano, ma guardi in realtà non lo stavo usando, cioè nel senso non è che stavo mandando un audio, non stavo in coppa WhatsApp, non stavo su YouTube, non stavo in coppa TikTok, sai possono succedere tantissime cose, non stavo a telefono, ce l'avevo nella mano destra appoggiato sul cambio perché non conoscevo la strada. Quando è che è un poco particolare, non mi posso affidare a lui sul navigatore perché non volevo manco usare, ce l'ha gitta primi i partì, ce l'ha gitta Andrea, prendi il tuo telefono, usiamo il tuo telefono, a oggi mi serve un navigatore. No, il mio non va bene, va, mettimmo un navigatore, lo ingoppo, ci fermano. No, ma il codice della strada non lo permette. Lo so, ma mo? Allora, una bella sfogliatella. E qui, cioè CIMG primi rasati, 250 euro di multa, 15 giorni di sospensione della patente. What? Signori, e 5 punti dalla patente. Cioè, ho sbagliato perché sono un fuorilegge in questo caso. Ha sbagliato. Ma mai mi va aspettato tutto questo. Ho sbagliato. Pagherò la macchina, quindi non la posso portare per 15 giorni. I 5 punti con la patente ci pigliamo. Camma fa. Se dobbiamo fare qualche corso per riacquistarli o mantenendo la corretta condotta, cosa che ho sempre fatto. Voglio, vi ripeto, non corro. Tengo sempre la cinta di sicurezza. O telefono, voglio, io il telefono non lo uso. Il telefono ce l'avevo veramente che non tengo cazzariel di plastica che ancora mai già accattai e che ora comprerò, rinda la macchina che mantiene e sostiene il telefono. Lo tenevo in mano appoggiato in coppo cambio, stavo guardando perfettamente avanti, ma cosa che mi fa proprio rabbia, ok, ma da chiappata a me sono stato io lo sfortunato di turno, un marciapiede rimbetto proprio nella corsia opposta, mentre loro fermavano a me, passo uno con il telefono in mano, stiamo andando in audio coppa WhatsApp, tutto a posto. Mi sembra assurdo che sia successo proprio a me, perché veramente sto attento sempre a tutto, però pure se stai sempre attento a tutto, magari qualche volta qualcosa ti sfugge, quindi siate sempre attenti. Vabbè, quindi ci prendiamo questa bella multa, sta sospensione,
abbiamo questi 5 punti da Coppa Patente. Tra l'altro non avevo nemmeno sentito dal nervoso verso me stesso, perché dico, mamma mia, sta giornata, no? E come è cominciata bella, e quindi non ho manco sentito fatta la patente. Vabbè, dovrò fare qualcosa, non so se è successo a qualcuno di voi, io mi auguro di no, però se qualcuno di voi è successo una cosa del genere, fatemi sapere come vi siete comportati per quei 15 giorni, perché io poi ho chiesto, ho detto, ma comunque se devo scendere per lavoro, cose importanti, come devo fare? Posso chiedere alla prefettura se mi fanno una sorta di permesso per poterla portare un tot di ore al giorno la macchina. Vediamo se riesco a fare questa cosa. In ogni caso voglio anche lanciare, aprendo e chiudendo questa parentesi, un messaggio. Stavo io in torto. Quando usiamo il telefono stiamo noi a torto. Quando non usiamo la cintura di sicurezza stiamo noi in torto. Può succedere qualcosa da un momento all'altro, potremmo fare male a qualcuno, ci possiamo distrarre. Quindi mi prendo tutte le responsabilità del caso, nonostante so per certo che stavo guardando perfettamente avanti, o tenevo appuiato così, stavo così portando la macchina appoggiato. Penso che è capitato a qualcuno di voi, perché magari mi serviva sentire anche svolta a destra, svolta a sinistra, e non mi è venuto a poggiare da nessun'altra parte. Io tenevo in mano così, diciamo a mano morta sul cambio, però sto in torto. Quindi voglio lanciare anche un messaggio positivo dopo questa mia sventura, dopo questa mia disavventura. Aiuto, non usare il telefono, mettete sempre la cintura, non corrite, perché chi si può, cioè sono belle pesanti queste multe. Non pensando solo ed esclusivamente al fattore economico, pensate anche al fatto che la macchina non la potete portare per un bel po' di tempo, e meglio di buono perché mi sono informato. Comunque vi possono togliere più punti, comunque vi possono togliere più giorni del portare la patente, comunque vi possono fare anche più di 250 euro di multa fino a 1000 euro, quindi aiuto pur buono, si può dire. Va bene, perfetto. Quindi ce ne torniamo a casa, avevo un'urgenza comunque lavorativa e quindi fermo la macchina in un parcheggio, la lascio là, pure perché non la potevo più portare, quindi ok, la lascio là, quindi in maniera lucida, razionale, penso la lascia là, e fortunatamente stavamo più o meno nella zona per andare a prendere Antonio. Andiamo a P. Antonio, ci racconto tutta la sventura e tutte cose, facciamo finta che non è successo niente, facciamo molto finta che non è successo niente, troppo capo usiamo la macchina, ci avviamo a piedi su, diciamo, una delle vie principali di Napoli per registrare questo video con Andrea. Scengo primo marciapiede, nel frattempo ha cominciato a chiovere, nel frattempo non tenim né un ombrello, né un giubbino, né una felpa, quindi già ci abbiamo a fare primo bagno. Scendo il primo gradino o marciapiede, boom, passa una macchina proprio vicino a me, sto solo in mezzo a via, rinda pozzo anche, bam, bagno. Mamma mia, Carmine, ma perché mi ha citato a che l'ora stamattina? Ripeto, mi citavo più tardi, non facevo niente. E allora, è o non è il giorno più brutto? Tra molte virgolette, perché di giorni brutti lo so, ragazzi, tutti quanti l'abbiamo vissuti, i problemi sono altri, infatti voglio anche sensibilizzare su questa cosa. Ho vissuto veramente giorni peggiori, ok? Vivendo lutti o cose pure importanti a livello di salute, di familiari, eccetera, quindi so benissimo che non so chi sia problema della vita, però voglio veramente, cioè, su quelle giornate da dimenticare completamente, che vi voglio raccontare perché vi voglio condividere un giorno, così, lanciandovi anche qualche messaggio. Mi faccio bagno. Al che Antonio si gira, guarda, oggi è proprio la giornata più brutta della tua vita, e infatti da là che nasce, diciamo, l'idea di questo contenuto che, ripeto, non avrei mai potuto pensare di registrarlo né di viverlo. È strano per me raccontare e stare qua. Io di solito faccio video più dinamici, anche più divertenti, purtroppo stamattina vi aiuto malamente. Quindi se siete arrivati fino a questo punto, cominciate a supportarmi, vi prego, lasciate un bel mi piace per questo grandissimo contenuto. Ci avviamo verso il negozio che dobbiamo andare a registrare. La sim la dinda, Andrea sta pure nervoso, cosa. Inizialmente voleva registrare, non voleva registrare, ma ha fatto una capa tanto giorno prima che voleva registrare, non voleva registrare. A fine di tutto il video, Massimo, il padre di Andrea, si era messo d'accordo con un negozio per poter andare a registrare, a Madraso in un negozio, convinti che era kill, ma tutte cose, proprio la confusione e il caos più totale. Però va benissimo, perché già vi dico che è uscito un signor contenuto che vedrete, ripeto, sabato, vi divertirete sicuramente. Ci hanno visciato sotto le risate, ci ha fatto passare la mezz'ora, penso, più bella della nostra vita, cioè una delle mezz'ore più spensierate, ovvero per asciugare tutte cose. Va bene così. Usciamo da là, a come già fu patapata l'acqua, proprio diluvia. Ci fermiamo al primo bar sulla destra che abbiamo, andiamo a mangiare qualche cosa. Andrea chiama un cazzotto, un coppata, ci fa cagare sotto a tutto quanto, tutto il bar si gira. Che è successo? Buongiorno, sei infortunato? Buongiorno. Non è niente buongiorno oggi, tutto il contrario di buongiorno. Cominciamo a mangiare, ma ci ho mangiato pure un hot dog che comunque non potevo mangiare perché contiene il lattosio, il Justel, farà male alla pancia, quindi anche questo si aggiungerà poi alla lista di tutto quanto. Viene Massimo, ci raggiunge, gli spiego tutta la situazione, mi dispiace, vabbè, a me quando mi dispiace. L'acqua continua a calare proprio vertiginosamente, proprio diluvio universale. Loro continuano a stare nel bar, io ad un certo punto me la già dico, se è fatto un certo orario, se scattano 3 ore di parcheggio, non solo ci va
250 euro a multa, ci vanno a di 20 euro i parcheggi, più che si può mangiare, più quello che hanno fatto poi video. Comunque stai giornata mi è venuto a fare 350 euro e meglio, vero? Ma scettavano ore più tardi e mi passavo già in scena. Mi incammino sotto il diluvio universale con maglietta a mezza manica, pantaloncino, cioè come se venisse una sorriente, senza cappuccio, senza felpa, senza giubbino, faccio una corsa, stavo quasi per sciuliare, ci mancava solo quello. Sapete quei marciapiedi dove si scivola sopra? Che lupiezze bianche, plasticoso, gommoso sopra? Ecco là, stavo piana caruta esagerata, ma faccio bagno, proprio burpata d'acqua. Fortunatamente nel parcheggio mi è venuto a fare solo 12 euro, quindi diciamo su questo ci possiamo un attimo rilassare. Arrivo completamente bagnato, i capelli pure, ancora mangiato asciutto, ancora mangiato una doccia. Vi volevo raccontare tutto quanto così di getto, proprio come stong, nero, proprio come sto vestito. Penso che mi viene pure la freva. Ho preso acqua l'altro ieri per allenarci con Napoli Creators, perché l'allenamento non si salta, l'allenamento si fa. Proprio sotto il diluvio, ha piato acqua oggi, ha piato una bella sfuglia dell'oggi, non da mangiare, ma vabbè, meglio che non ci dilunghiamo. Ma attenzione perché c'è un altro colpo di scena. Io a casa con la mia macchina non posso tornare, non c'ho la patente. Come faccio? Chiamo a mia mamma, non è una macchina, sta ad aggiustare dal meccanico. Chiamo a mio zio, sta al lavoro a Capri. Chiamo i miei amici, stanno tutti quanti a fatica. Chiamo a babbo, sta a Roma per un impegno. Bene, babbo a Roma, voglio, prende il primo treno disponibile. No, voglio, comunque è una cosa assurda. C'è, pare una barzelletta. Prende il primo treno disponibile, viene in due parcheggi, boh, quello che mi dice, diciamo, ci vorrebbero una serie di bip. Boh, ci sta. Cioè, nel senso, immaginate tutto appunto il contesto di viverlo in prima persona. Che dicite? Ah, wow, mi fa proprio piacere che tutto quello che mi hai raccontato. Una bella multa, comunque da una piata patente. Vabbè, ci sta. Pochi punta coppa. Sì, ci sta. Non è che ti poteva accogliere così. E quindi, immaginate da Roma, subito, io aspetto là comunque vicino alla macchina. Visto che a Napoli devo pigliare ancora. Viene al parcheggio, si mette nella macchina, accompagna a casa. E penso possa finire qua la storia più strana e più brutta di sempre. Quindi signori, questo è uno dei giorni più brutti della mia vita, un giorno che resterà memorabile sul canale, un giorno che dovrò risolvere in qualche modo standomi a casa, non posso portare la macchina, un giorno che dovrò pagare. Chiunque nel torto deve pagare, questo mi servirà da lezione sicuramente, perché come metto sempre la cintura di sicurezza perché è fondamentale, non userò mai più il telefono neppure con la mano morta sul cambio come stai facendo stamattina, che non si può. Anzi, la prossima volta che piglio la macchina tra 2 settimane, la prima cosa che faccio è piglio il telefono e buttare due cofano. Lo giro pure a chiave, no? Ma saglia una freve esagerata, cosa che mi salirà, però mi sta salendo pure dal punto di vista nervoso. Perché dico, com'è possibile che a me proprio stamattina, cioè, registrava ieri un video tutto a posto, non fa niente, per voi questo ed altro, per farvi uscire il contenuto in orario e nel giorno giusto, nel nostro giorno. Detto questo, spero di aver strappato qualche risata, che fa ridere secondo me come cosa proprio generale. Spero di esservi stato d'aiuto, non usate mai il telefono e poi siate sempre corretti alla guida e tutto, proprio nella vita in generale. Spero che avete lasciato un mi piace per sostegno, un commento. O qualcuno mi sta nominando o mi sta abbiando assai a freva e quindi cominciamo dalla tosse. E fatemi sapere cosa ne pensate sinceramente, perché sto quasi per morire. E iscrivetevi al canale, voglio. Ci vediamo sabato con il video, penso uno dei più divertenti che abbiamo registrato. Vi voglio bene, voglio. Wow, che tarandello, veramente. Poi 19:24, io il video l'avevo finito, c'è un nuovo aggiornamento, è successa ancora un'altra cosa in questa giornata, comunque deve finire al più presto perché sembra che è stregata. Sabato sarei dovuto salire a Milano per vedere il big match, quello che tutti stanno aspettando, Milan-Napoli. Non sarei dovuto salire da solo, ma questo non importa. Ho preso, anzi abbiamo preso i biglietti per il treno, per l'hotel, stiamo parlando dai 150 ai 200 euro di spesa, eravamo ospiti e per via che c'è praticamente questo divieto dei residenti in Campania, non si sa come non riusciamo più ad avere i biglietti. Cioè ci è stata comunicata oggi, a praticamente 3 giorni dalla partita più attesa di questo inizio stagione, che non possiamo più salire a Milano, con una spesa effettuata, un rimborso che molto probabilmente non ci sarà. Ma io mi sembra di sognare oggi, ma che è? Cioè in incubo, ma che sta succedendo? Mamma mia, tutto a finire, per essere tornato, cioè sembra una barzelletta, ve lo giuro. Tutto vero, è tutto vero. Ma che è?